Allora, gli scenari. Abbiamo pensato 3 livelli di scenari in base al numero delle presenze. Fino a 4.000 presenze, da 4.000 a 10.000 presenze, oltre le 10.000 presenze. Fino a 4.000 presenze, questi nuclei operativi, che dopo vi descrivo, che hanno il compito di prendere in carico la persona che si presenta, si trovano all'interno degli attuali hub vaccinali. Ne abbiamo individuati un minimo di 26, quindi uno per distretto, e abbiamo la mappatura, quindi tutte le aziende ci hanno mandato l'identificazione dell'hub vaccinale all'interno della quale si trova questo nucleo operativo di riferimento dedicato. E sarà aperto insomma con l'orario normale, ma potrebbe anche essere che qualcuna di queste, a secondo di necessità contingenti, possa avere anche un H24, dipende dall'evoluzione della situazione. Quindi anche questa, diciamo, anche la disponibilità del nucleo operativo di riferimento all'interno del lab varia a secondo della necessità. C'è un altro elemento, e questo è il primo scenario, quello fino a 4.000. Se invece passiamo dai 4.000 ai 10.000, dobbiamo aggiungere, perché abbiamo detto che questo è un modello incrementale, a questi nuclei di riferimento che fisicamente abbiamo all'interno degli hub vaccinali, che questi nuclei operativi siano presenti in altri posti dove le persone vengono accolte, che sono le strutture sanitarie o religiose o altre strutture che si sono rese disponibili, che ospitano un certo numero di soggetti. Cioè, se un pullman va in un ex ospedale che abbiamo riaperto, è lì che deve trovare il nucleo di riferimento. Quindi il nucleo di riferimento è prossimale rispetto al posto dove le persone, ai principali posti, certamente non famiglia per famiglia, è sicuro, ma ai posti che rappresentano l'accoglienza e che prevedono l'accoglienza delle persone. Quindi avremo questi nuclei che abbiamo chiamato nuclei operativi di primo livello, quelli che troviamo negli hub vaccinali, di secondo livello che si aggiungono ai primi presso queste grandi strutture, ma poi se il numero dovesse aumentare, quindi andiamo al terzo scenario sopra i 10.000, come ha detto il Presidente, potrebbe la previsione che se, insomma, speriamo di no, dovessero aumentare, peggiorare la situazione, potrebbe arrivare anche a 50.000, bisogna istituire quelli di terzo livello, quindi nuclei di riferimento che si dispongono dove? Nei punti di arrivo, eventualmente di pullman, o negli USMAF, cioè nell'aeroporto si arrivano, cioè in tutti quei posti dislocati che prevedono l'arrivo di un notevole numero di profughi che poi invece hanno uno smistamento che magari è più diffuso e che non può prevedere la presenza di un nucleo di riferimento strutturato.